Siamo specializzati in pizza napoletana e friggitoria napoletana. La vera pizza napoletana è qui. Lievitazione a 48-72 ore, maturazione 70-80%. E un ripieno di carne. E facciamo l'integrale senza glutine e la classica pizza napoletana. Sono 47 anni che faccio questo mestiere, avevo 14 anni. La mia famiglia, la generazione della mia famiglia. Tavolo 38, comunque la lista già fatta. Nuova edilizia all'11. Però è neanche. Ragazzi, posso dire? Siamo specializzati in pizza napoletana e friggitoria napoletana. Facciamo anche dei primi piatti della tradizione partenopea.
Arrivo a Milano per lavorare. Inizio a lavorare in una cucina come chef, il mio ex titolare aveva questo progetto, ho deciso di tenerlo in considerazione e sono entrato poi a far parte di questo nuovo progetto in piena pandemia. Praticamente noi abbiamo inaugurato un anno dopo la pandemia. Qua sopra la forma. Allora, abbiamo aperto a maggio del 2021. Ci troviamo in Porta Romana, in via Muratori, in pieno centro. Abbiamo un'altra sede, si trova in via Tolstoi, inaugurata l'anno scorso. Pizzicato 25, questa 39. Tatuaggio del giangallino. Del giangallino. Vedi in forma, Gianchi? Capito? Una dopo. Sono 3 anni che i clienti vengono a mangiare la pizza. Allora scusami. 3 anni di sopportazione. Però lo voglio bene, fondamentalmente c'è del bene. Perché se odio e amore tutti i giorni. Tutti i giorni. No, è bene quando sta nervoso, così non lo penso. Bravo, No, me lo mangio. così sto bene.
Pizza chiusa, una romagnata e una Napoli. Allora, questo si chiama papere, è un saltimbocca con provola, parmigiano di melanzane e pomodoro al ragù. Parmigiano di melanzana con più di latte di campana e basilico. Questo è casitano, sempre con più di latte, con crocchè e salame napoletano.
Allora, pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana e basilico e olio extravergine. Pizzicato normale. Non ce l'ho, è quello. Col vino. Forno 2 minuti. Dimmi. Sì? Devo andare di nuovo. Hai la margherita di cotta? Guarda, margherita di una con salame piccanti e una con sugo. Ragazzi, diamola e dopo.
La vera pizza napoletana è da pizzicato.